Sono un po' preoccupato perché spesso si fa fatica a raggiungere con la comunicazione queste comunità che sono sì all'interno della città, ma sono un po' chiuse. Noi comunque stiamo lavorando per informare tutti questi macedoni che sono rientrati delle procedure da rispettare assolutamente. Anche i sindaci della Marca stanno scendendo in campo per informare le comunità di immigrati di rientro dai paesi d'origine sulla necessità di effettuare il tampone, così come previsto tra l'altro dalla legge per chi ritorna da buona parte dei paesi balcanici. I timori per un focolaio che si allarga a macchia d'olio non mancano, e questo nei giorni in cui alcuni comuni sono impegnati con l'ULS 2 a organizzare degli open day per la vaccinazione diretta dei residenti non ancora immunizzati. A Mogliano l'appuntamento è quello di sabato agli impianti sportivi con il supporto operativo tra gli altri degli Union Pro 1928. Ma poi abbiamo coinvolto per l'organizzazione la Proloco, la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri e tutta la macchina è pronta. Soprattutto ai giovani è importante vaccinarsi perché è l'unica strada per uscirne. Ma l'attenzione principale è rivolta a un altro Open Day, quello che si terrà sempre sabato a Paderno del Grappa, e rivolto ai residenti dell'area pedemontana, dove la percentuale di vaccinati è la più bassa della provincia. Per il sindaco di Pederobba un fenomeno che ha delle spiegazioni. Purtroppo chi di mestiere fa il medico o fa l'infermiere o in qualsiasi ruolo che ha nella sanità non ha dato un messaggio univoco alla cittadinanza. Ognuno ha voluto dire la sua, magari perché vuole emergere sulle cronache. Da qui l'appello ad approfittare dell'accesso diretto. Stiamo vivendo un'emergenza da troppo tempo, di conseguenza ognuno dovrebbe prendere coscienza di questo e comportarsi di conseguenza. Dobbiamo avere rispetto per la nostra salute, ma soprattutto per quella degli altri.